Niente più prelievi notturni o domenicali, ma solo in orario d'ufficio. Sarebbe la decisione di Poste Italiane presa in accordo con le forze dell'ordine per far fronte ai continui assalti nei postamat. Nel veneziano è già accaduto a Zianigo e Pegolotte, mentre a San Stino di Livenza è stata avviata una raccolta firme per annullare la procedura. L'azienda però non conferma né smentisce, mentre tra i correntisti le opinioni sono molto diverse. Per me è giusto così, nelle ore che sia il personale dentro, insomma. Perché di sera purtroppo non si può, secondo me, non si può. Questo è il sistema in Italia ormai, non si viene fuori di queste robe qua. Continua sempre così e sempre peggio sarà. Specialmente di sera poi, dobbiamo fare qua il banco, ma qua ti si rovina. Forse è una sicurezza in più che si può avere, penso di sì. Però ci sono persone che lavorano e magari hanno bisogno di prelevare fuori orario di ufficio, dunque anche questo è da vedere. Io sono a casa, sono vecchietta, dunque prendo quando posso, non di sera perché ovviamente, però non so, perché in realtà persone che lavorano devono prelevare dopo l'orario d'ufficio. Stiamo vivendo in un mondo che non si sa più come girarsi e voltarsi, non so. Ci saranno dei disguidi, ci saranno cioè che la gente non sarà più comoda, ma purtroppo stiamo vivendo. Non mi pare giusto, perché se uno ha bisogno di soldi anche di sera, può almeno trovare, insomma, dove poter fare la transazione. Uno deve decidere se deve fare la posta o se deve fare la banca. Se deve fare la banca deve dare i servizi della banca. Difatti io sono uscita perché non dividono, tra l'altro, quelli che vanno a versare i conti correnti, che è un'operazione molto semplice e prettamente postale, da quelli che fanno operazioni di banca e creano una confusione che non si può dire. E le lamentele non finiscono qui tra i correntisti mestrini. Non bastasse, qui nell'ufficio postale di Viale San Marco a Mestre, il postamat non funziona da domenica secondo quanto ci hanno segnalato molti cittadini.